Questa nuova programmazione di 437 milioni che si vanno ad sommare ai 371 deliberati l'anno scorso vanno in continuità e quindi molti dei nostri ospedali avranno il secondo stralcio, per esempio Campo San Piero, San Donà di Piave, Porto Gruaro, che avevano già una fase Piave di Sacco avanzata, altri invece avranno una fase nuova. Citiamo due interventi importanti: Mestre, l'Angelino, 58 milioni, che è una nuova struttura che sorgerà a fianco dell'attuale ospedale dell'Angelo per avere spazi e una logistica migliore, e poi i 100 milioni che si vanno a sommare ai 40 già stanziati per quanto riguarda il nuovo ospedale di Legnago Verona, completamente nuovo insomma sarà, su cui sono già in fase di apertura delle buste per la progettazione, l'USL 9. Come pensate di sfruttare la quota parte del Fondo Nazionale per le liste d'attesa? Allora, nella finanziaria voi sapete che è stato aumentato di 3 miliardi complessivamente il Fondo Sanitario Nazionale. Noi abbiamo la possibilità, inserito in finanziaria, di utilizzare della nostra quota parte, che voi sapete è attorno all'8,4% di tutto insomma, il 0,4% per il recupero delle liste d'attesa, che per noi vuol dire circa 38 milioni. Abbiamo utilizzato nel 2023 28-29 milioni perché era lo 0,3. Allora noi faremo, appena insomma approvata la finanziaria, un nuovo piano per aggredire le liste d'attesa con le solide modalità, quindi prestazioni extra per il nostro personale, assunzione di personale se è possibile e se si trova il personale, o poi anche ricorso al privato accreditato con nuovo budget.